In Sardegna, migliaia di anni fa, quando la civiltà nuragica aveva raggiunto il suo massimo splendore, alcuni uomini riproducevano in piccole statue bronze le eleganti forme di un animale selvatico. Un simbolo importante che rappresentava per un popolo di cacciatori la fine della fame, il miracolo della sopravvivenza. Il muflone è arrivato in Sardegna circa 8.000 anni fa, proveniente dall'Asia sud-occidentale. Artefice di questo lungo viaggio è stato l'uomo, impegnato nelle sue tante migrazioni in cerca di nuovi territori da colonizzare. Si pensa infatti che il muflone presente in Sardegna e Corsica discenda da esemplari parzialmente addomesticati che viaggiavano al seguito di queste genti. Tali animali, progressivamente, tornarono poi in natura, riappropriandosi della loro origine selvatica. Tale tesi è accreditata dal fatto che gli studi condotti sul materiale osteologico hanno rivelato l'esistenza di poche differenze morfologiche tra gli attuali mufloni delle isole mediterranee e i loro progenitori del Medio Oriente. La Sardegna si è subito presentata una terra generosa per questo ungulato che ha saputo riconquistare la libertà, adattandosi alla vita selvaggia. I pascoli incontaminati e la mancanza di importanti predatori terrestri hanno contribuito ad una rapida espansione delle colonie originarie presso tutti i complessi montuosi dell'isola. Dalla Sardegna, a partire dal XVIII secolo, il muflone è stato a più riprese introdotto in tutto il continente europeo. Attualmente la consistenza si aggira attorno ai 60.000 capi, suddivisi in numerosi nuclei accentrati soprattutto in Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, ed in numero inferiore in Ungheria, Slovenia e Austria. Nell'Italia continentale il muflone è presente con una distribuzione assai frammentaria. La maggior parte delle popolazioni si trovano sull'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Il muflone è sicuramente l'animale più rappresentativo dell'isola. Ha un aspetto compatto e robusto, con tronco e arti muscolosi, occhi grandi e orecchie brevi, piuttosto simile ad una pecora domestica, ma con forme più slanciate. Il pelo, corto e ruvido, viene cambiato 2 volte nell'arco di un anno, con una muta primaverile e una autunnale. Il muso, il ventre, la parte inferiore delle zampe e lo specchio anale sono bianchi. La coda è nera superiormente. In estate il mantello assume toni più chiari, mentre in inverno è più evidente il contrasto fra le parti rossastre e le parti bianche. Il maschio adulto è provvisto in inverno di una folta criniera sul collo e sul petto ed è caratterizzato dalla cosiddetta sella, ossia la macchia bianca sui fianchi che compare attorno al 3° anno di vita. La colorazione delle femmine è più chiara e uniforme. Le corna, generalmente presenti solo nel maschio, sono permanenti e possono raggiungere i 90 cm di lunghezza, con una circonferenza basale di 25 cm. Il muflone possiede caratteristiche più da corridore che da arrampicatore, sebbene nel comportamento di fuga prediliga terreni ripidi e rocciosi. Questo ungulato mediterraneo adattato agli ambienti collinari e di bassa montagna occupa in genere terreni aperti, ma mostra una buona predilezione anche per le zone boscate, soprattutto se intervallate dalla presenza di consistenti parte rocciose. Pur non essendo un animale tipicamente montano, è comunque in grado di occupare i rilievi più elevati. Attualmente l'ambiente più frequentato è quello degli alti pascoli, con sottostante bosco di leccio. La sua natura lo porta a superare con difficoltà l'inverno rigido e le abbondanti nevicate. Tali eventi possono portarlo a frequenti spostamenti alla ricerca di un clima favorevole. Nell'inverno del 2003, a seguito di una stagione particolarmente nevosa, parecchi mufloni persero la vita intrappolati nella stretta morsa del gelo. Come il caso di questa mufla, raggiunta e massacrata dai cani randagi su un manto nevoso che non le consentì una rapida fuga. In Sardegna il muflone è attualmente presente in vari areali. Il più vasto, sia per estensione che per densità di popolazione, è il complesso montuoso del Gennargentu.
Questo territorio, situato nella zona centro-orientale della Sardegna, tra la provincia di Nuoro e la provincia dell'Ogliastra, comprende le cime più alte dell'isola. Geologicamente risulta essere una delle formazioni rocciose più antiche del continente europeo ed è per questo caratterizzato da montagne relativamente basse e tondeggianti. Il paesaggio vegetale del Gennargentu muta col salire di quota. Alle pendici residuano lembi della lecceta che fino all'Ottocento interessava l'intera montagna. Più in alto sono presenti roverelle, aceri, ginepri, formazioni di agrifoglio e isolati tassi. Sulle cime crescono erbe perenni e specie esclusive. Lo scenario che possiamo incontrare sul massiccio del Gennargentu è sicuramente mutato notevolmente rispetto a quello originario. Le distese di boschi sono in gran parte scomparse e oggi sono state sostituite da pascoli e steppe, in particolare nelle fasce più alte del territorio. Oltre i 1200 metri si estendono ampi prati erbosi, mentre più in alto subentra l'ambiente rupestre. Particolarmente preziosi sono i prati di timo, che costituiscono uno degli elementi più importanti delle fasce costituite da arbusti spinosi. Scendendo di quota a circa 1000 metri, nella fascia delle querce, ora degradata a pascolo arborato, resistono alcuni esemplari di roverella. La cospicua presenza del muflone nell'isola iniziò il suo declino ai primi anni del Novecento. A partire da tale data, infatti, si verificò un'inarrestabile riduzione della specie, martoriata da una caccia senza regole, che portò nel giro di breve tempo all'estinzione di intere popolazioni in diverse montagne dell'isola. Numerose testimonianze raccontano di una vera e propria mattanza. Una guida del Touring Club del 1918 proponeva la Sardegna quale meta ideale per la caccia al muflone, promettendo pingui carnieri. Anche i sardi contribuirono in modo notevole allo sterminio, ma non solo per passione venatoria. Per chi abitava nei territori montani, il bisogno di cibo era una realtà quotidiana e la carne di un muflone rappresentava una vera benedizione. L'insieme di questi fattori portò la situazione a precipitare rapidamente ed in pochi decenni il muflone scomparve dalla gran parte della Sardegna. Da un'indagine fatta da me durante questa mostra fotografica e dalle notizie avute da persone che conoscevano questa storia, l'ultimo muflone del nord Sardegna è datato 1880-1890. Era una leggenda. Perché una leggenda? Intanto perché era l'ultimo e poi perché era la preda più ambita da tutti i cacciatori della zona. Un po' per valentia, un po' per passione, tutti gli stavano addosso. La fortuna è toccata a questo signore che tramite appostamenti notturni e diurni dopo tanto tempo è riuscito a prenderlo. E andare contro le leggende è sempre bello per tutti, figurati per i cacciatori. Nel 1939 il muflone fu inserito nell'elenco delle specie protette dal testo unico sulla caccia e ne fu vietata la cattura. Quel divieto però si rivelò puramente formale, in quanto di fatto erano del tutto assenti gli strumenti per farlo rispettare. La caccia al muflone proseguì pertanto come prima e, quel che è peggio, il gusto del proibito accelerò la strage. Ben presto il muflone divenne raro anche nelle sue più importanti roccaforti, il Supramonte e il Gennargentu, e quando si riusciva ad abbatterne uno, la possibilità che fosse l'ultimo muflone rendeva l'autore del gesto ancora più popolare agli occhi della comunità. Tra i tanti tristi racconti si narrano ancora le gesta di un orgolese che in un pomeriggio, lungo il tragitto per rientrare dal Supramonte a casa, uccise 7 mufloni e li appese ai rami dei lecci lasciandoli lì a marcire. Un baroniese sterminò nel Monte Albo oltre 150 mufloni, riuscendo ad abbatterne fino a 5 nelle giornate più propizie, contribuendo in maniera pesante alla decimazione della popolazione presente in quella montagna. L'estinzione definitiva del muflone pareva ormai vicina. Resistevano solo le ultime colonie nelle montagne più impervie del Gennargentu. Negli anni 70, però, si verificarono una serie di avvenimenti in controtendenza che scongiurarono il pericolo di estinzione del muflone ed avviarono una ripresa della specie, fino a quel momento decisamente insperata. I pastori gradualmente iniziarono ad abbandonare la montagna per dedicarsi ad attività più redditizie. Ciò comportò un aumento notevole degli spazi a disposizione dei mufloni ed una diminuzione del bracconaggio.
La caccia illegale al muflone veniva infatti perpetrata sia dai pastori che dai forestieri, cui a seguito dell'abbandono delle montagne venne meno il punto di riferimento indispensabile per effettuare le battute. Ulteriori fattori che contribuirono alla conservazione della specie furono l'aumento della multa per l'uccisione di un muflone, elevata sino ai 7.500 euro attuali, e soprattutto una intensificazione della sorveglianza. I risultati positivi non tardarono a manifestarsi. Infatti, nonostante il persistere di una certa attività di bracconaggio, il numero dei mufloni prima si stabilizzò, iniziando poi ad aumentare progressivamente. La situazione attuale del muflone può ritenersi soddisfacente. Esso è nuovamente presente in numerosi branchi nei massicci montuosi dell'interno. Tuttavia la caccia illegale al muflone purtroppo non può dirsi scomparsa. Il più delle volte viene praticata occasionalmente, ma in alcuni casi è posta in essere da veri specialisti che si dedicano quasi esclusivamente alla caccia di questo animale. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale tenta di arginare il bracconaggio con attività di sorveglianza e controllo del territorio. Il fenomeno del bracconaggio al muflone sardo è presente e vivo qui in Ogliastra. La cosa più preoccupante per il nostro servizio è che questa attività si concretizza e si manifesta come un'attività preordinata e finalizzata esclusivamente all'abbattimento di questa specie, questo in alcuni contesti territoriali della nostra provincia, in alcuni casi assumendo delle forme, dei connotati di una vera e propria attività associativa di bracconieri, cacciatori anche, muniti quindi di regolare porto d'armi e non magari riconducibile singolarmente al bracconiere, magari anche non privo di autorizzazione all'attività venatoria. Riteniamo comunque che sia un'attività a cui si sta facendo fronte con vari strumenti, uno dei quali sono i costanti servizi di vigilanza che vengono effettuati in questa vasta area. L'abbattimento e l'uccisione del muflone, il bracconiere si disfa delle pelli dei visceri. Questo rende chiaramente difficile identificare, anche attraverso un esame biologico del materiale, e quindi poter con certezza attribuire che la carcassa costituita quindi dalle ossa e dalla carne, attribuirla alla specie del muflone sardo. Questo perché non esiste ancora una tipicizzazione del DNA del muflone sardo tale da poterla distinguere con certezza da quello della pecora, poiché tutti e due appartengono alla specie Ovis. Tuttavia il servizio ispettorato del Corpo Forestale di Lanusei sta cercando di riempire un database attraverso la raccolta del materiale ematico in modo da avere al più presto, da poter, nel più breve tempo possibile, poter veramente arrivare a distinguere, a comparare le due specie, quindi ad accertare con certezza, anche in sede processuale ovviamente, che quel materiale rinvenuto appartenga veramente al muflone sardo. Oggi il muflone sardo è considerato una specie particolarmente protetta e viene tutelata dalla legge nazionale 157 del 92 e dalla regionale 23 del 98, che ne vieta la caccia e punisce i trasgressori con pene severe. Ma i bracconieri non sono gli unici nemici del muflone. Il muflone in Gennargentu è una risorsa naturale, produce e consuma il territorio. Le sue attività, l'esistenza di questa risorsa, la sua possibilità di riprodursi è in competizione con le altre risorse naturali e anche con le risorse di carattere antropico, in particolare con l'allevamento zootecnico. I problemi di gestione del muflone non possono quindi essere considerati in isolamento, ma vanno visti nel quadro della gestione delle risorse del territorio. Questo quadro si affronta, si sviluppa oggi con un riferimento oramai abbastanza approfondito e riconosciuto. Si parla di gestione sostenibile,
una gestione che tiene in conto in modo equilibrato sia delle risorse dal punto di vista ecologico che della economicità dell'economia, delle azioni che si svolgono e degli aspetti socioculturali che le attività sul territorio comportano. In Gennargentu la condizione dal punto di vista ecologico è particolarmente critica. Il sovrappascolamento dovuto al carico di animali domestici è facilmente rilevabile e oramai una costante, con un effetto di declino delle capacità del territorio. Ci troviamo sulle pendici del Gennargentu, nel cuore della Sardegna, un territorio che mostra i segni della presenza dell'uomo, sia molto antichi che più recenti, con uno squilibrio molto forte nel significato, nella prospettiva che questi segni danno per il futuro. Lo sfruttamento attuale, con questa presenza molto importante dell'asfodelo, questo fiore bianco che vediamo un po' dappertutto, è un segnale invece di uno sfruttamento eccessivo probabilmente. Gli strumenti di cui la Regione si è dotata, in particolare il Piano Forestale Ambientale Regionale, prevedono che sia la comunità locale a promuovere e a gestire la pianificazione. In questo quadro lo sviluppo sostenibile include che anche le attività zootecniche trovino una loro collocazione, una loro valorizzazione, facciano parte e dell'economia e della salvaguardia dell'ambiente. Nell'Europa continentale, al contrario rispetto alla sua terra d'origine, il muflone ha trovato un ambiente ospitale, nonostante la cospicua presenza di predatori naturali e di condizioni meteorologiche non ideali. Queste colonie sono sottoposte a piani preordinati di abbattimento, il cui scopo è quello di tutelare la specie, mantenendone stabile la densità della popolazione, prelevando esclusivamente il rendimento annuo. Questa pratica venatoria è conosciuta con il nome di caccia di selezione, una evoluzione della caccia tradizionale che l'uomo programma secondo un piano di prelievo, predisposto sulla base di studi e censimenti condotti sulle colonie interessate. Le condizioni di salute del muflone europeo si possono considerare positive, soprattutto nei luoghi in cui la specie è gestita correttamente. Il muflone in Sardegna attualmente è in una fase di evidente ripresa se si confrontano i dati che abbiamo recentissimamente ottenuto con la preparazione della Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Sardegna con quelli di alcuni anni addietro, ottenuti per fare un Atlante delle caprine di tutto il mondo e addirittura della fine degli anni 70. Nelle due occasioni precedenti veniva evidenziata una fortissima contrazione del muflone, questo era vero soprattutto per la fine degli anni 70, sia in termini distributivi sia in termini numerici. Attualmente il muflone è l'ungulato diffuso sull'areale più ampio di tutta la regione Sardegna. Tra le 4 specie presenti, il muflone è presente su circa 120.000 ettari e la sua consistenza stimata è di circa 6.000 capi, quindi ben superiore alle stime del passato che lo davano in poche centinaia alla fine degli anni 70 e in circa 3.000 capi alla metà degli anni 90. Questo non significa che lo stato del muflone sia garantito se alcune misure di tutela non vengono adottate. Queste misure di tutela vanno da una maggiore attenzione alla protezione vera e propria in termini di sorveglianza,
a una politica attiva di reintroduzione nelle aree che storicamente ospitavano questa specie e che hanno ancora mantenuto delle potenzialità in questo senso. Aree che sono più vaste dell'attuale areale del muflone e che potrebbero ospitare un numero di mufloni più che doppio rispetto all'attuale. Quindi in buona sostanza non ci potremo trovare a vedere raddoppiato la popolazione del muflone sardo con delle operazioni opportune di reintroduzione. Questa è sicuramente la prima e la più urgente delle opzioni di gestione della specie. A parte questa, si tratterà di tutelare l'esistente e a livello sperimentale, previo una verifica molto attenta sia delle condizioni di densità sia delle diciamo così, disponibilità locali in termini umani e in termini politici, anche di una possibile gestione sperimentale attiva, che però dovrebbe passare attraverso dei momenti legislativi che prevedessero la possibilità di utilizzare l'arma canarigata, che in Sardegna non è possibile, e soprattutto fondamentale l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia e della caccia di selezione propriamente detta, quindi l'effettuazione di corsi di abilitazione che siano realmente selettivi, il legame del cacciatore al territorio in piccoli distretti, l'effettuazione di piani di prelievo, la verifica dei piani di prelievo. Questa è un'opzione di gestione che non riveste un carattere di urgenza, nel senso che il muflone può benissimo sopravvivere senza nessun tipo di gestione attiva allo stato attuale, però potrebbe rappresentare un momento di coinvolgimento soprattutto delle popolazioni locali in una idea complessiva di, diciamo così, valorizzazione della presenza di questa specie sull'isola. Il caso del muflone sardo è particolarmente delicato perché, viste le difficoltà del clima, le popolazioni sarde di mufloni hanno una produttività che è fortemente inferiore a quella delle popolazioni continentali. Quindi è chiaro che, essendo una popolazione che si accresce lentamente, i prelievi ammissibili per mantenere la popolazione stabile sono piuttosto modesti. Dopodiché ci vuole la possibilità di fare un controllo efficace sul prelievo, sempre all'interno dei distretti di caccia, con una gestione adattativa anno per anno che abbia come fine, come minimo, la conservazione delle densità che si riscontrano all'inizio della gestione, quando anche non ci sia come obiettivo quello di aumentare le densità e quindi di attuare un prelievo ancora più modesto. Però è molto importante questo iter perché è estremamente pedagogico, nel senso che si aiutano i cacciatori ad attuare una forma di caccia moderna e evoluta che poi diventa benefica per tutte le specie che vengono gestite in questo modo, non soltanto per la prima specie che viene gestita in questo modo. Nei paesi europei e nelle zone dell'Italia continentale dove il muflone è cacciabile non esistono rischi per la specie. Laddove invece è protetto, come in Sardegna, la sua sopravvivenza continua a destare preoccupazioni. Significa che quando una risorsa faunistica è opportunamente gestita e riveste anche un interesse venatorio o economico, esce dalla lista rossa. Il che suggerisce qualche riflessione anche per il cervo sardo. Ma mi pare di poter dire che la presenza del muflone attualmente in Sardegna sia sostanzialmente soddisfacente e più che sufficiente. Certamente questo animale, che fino agli anni 40 veniva regolarmente cacciato, aveva poi subito dei decrementi importanti in termini numerici, però negli ultimi anni, direi negli ultimi 2 decenni, soprattutto sul Gennargentu, che è l'area diciamo più e meglio colonizzata dal muflone, quella che si presta per ovvi motivi in modo migliore alla presenza e alla vita dei mufloni, c'è stato effettivamente un ritorno significativo del muflone. I problemi ci sono, indiscutibilmente, sono legati essenzialmente, direi, a 2 fattori: quello del cibo scarso per la presenza forse eccessiva di animali d'allevamento e quindi un pascolo più ristretto e più povero per l'alimentazione del muflone, e d'altra parte c'è il problema ancora forte del bracconaggio. Nonostante questi problemi, direi che la presenza del muflone è significativa, tale da poter giustificare, ecco, un pensiero, una ipotesi di ritorno al prelievo venatorio in forma ovviamente di caccia di selezione.
Direi che sulla 157 non c'è granché da attendersi in Sardegna nei riguardi della caccia di selezione al muflone o anche ad altre specie. I problemi riguardano l'adeguamento semmai della legge 23, e cioè la legge sarda sulla caccia. E ci sono due fattori da affrontare, che sono essenzialmente la reintroduzione, anzi la introduzione del muflone tra le specie cacciabili ai sensi della legge 23, quindi consentire un prelievo venatorio controllato, la istituzione dello stesso concetto di prelievo venatorio di selezione, che in Sardegna non esiste. Questi sono quindi i due temi, diciamo, di tipo legislativo da affrontare per poter arrivare a una caccia di selezione del muflone. E poi naturalmente viene da sé che con la stessa legge 23 riformata dovremo anche consentire in Sardegna l'utilizzo della canna rigata, che ovviamente si presta molto di più, molto meglio per l'abbattimento dei mufloni. Sono problemi quindi non tanto riferibili alla legge nazionale, alla legge quadro nazionale, la 157, quanto problemi risolvibili in Sardegna con una legislazione modificata riguardante la 23. La gestione faunistica in Sardegna è carente attualmente. Quindi attraverso incontri fatti con l'assessore regionale e con gli altri colleghi delle province, 8 province sarde, stiamo pensando di dare una risposta a questa carenza e quindi lavorare alla redazione dei piani faunistici provinciali, seguendo le linee guida naturalmente dettate dalla Regione. Quindi finalmente avremo uno strumento di gestione, uno strumento importante, verrà fatto attraverso, c'è un approccio scientifico, quindi saremo presenti in università con faunisti che andranno a monitorare quella che è la consistenza faunistica presente provincia per provincia, e poi faremo appunto il punto a livello regionale. L'uomo ha convissuto con il muflone per millenni, traendone importanti risorse alimentari. Quando però la fame è divenuta un pericolo remoto, non è stato in grado di restituire i favori avuti. Con una ingiustificabile cattiveria ed ignoranza, l'uomo è infatti addirittura giunto a mettere in serio pericolo la sopravvivenza del muflone stesso. E come spesso accade, non si è in grado di fare tesoro degli errori commessi, e seppure in modi diversi si continua a ostacolare la travagliata esistenza di questo animale. Quando si smetterà di considerare la caccia come attività estremamente dannosa, si potranno finalmente avviare dei piani di gestione che nel giro di poco tempo riconsegneranno al muflone il suo spazio perduto. Ciò potrà avvenire nel pieno rispetto delle attività umane che da sempre animano questi luoghi e con l'importante vantaggio derivante dalle nuove occupazioni che trarranno origine dalla gestione attiva del mammifero più caratteristico di questa antica terra.